Assessore Finozzi sta incontrando i sindaci della provincia di Vicenza e gli assessori al turismo per presentare quello che è un progetto di sviluppo del turismo prima ancora che diventi legge. Ce ne può un po' illustrare le linee guida? Certo, un documento di lavoro sul quale stiamo chiedendo il parere del territorio. Stiamo facendo il giro delle 7 province, Vicenza è la 7ª provincia con la quale ci confrontiamo, per raccogliere quelle che sono le osservazioni e le critiche che poi diventeranno già modifica di legge prima di presentare il documento in giunta come disegno di legge. Quali sono le modifiche più importanti? Innanzitutto dobbiamo trattare il turismo come un settore economico vero e proprio, con tutti gli strumenti che oggi già operano nel settore dell'economia tradizionale. Quindi strumenti di incentivazione, di sostegno alla ristrutturazione, quindi alla qualità della nostra offerta alberghiera, una formazione più adeguata perché ci sono nuovi turisti che vengono a visitare le nostre terre, che arrivano da città e da paesi lontani che magari non conosciamo esattamente i loro gusti, e poi fare della promozione adeguata. Andiamo a promuovere il prodotto e laddove il prodotto è interessato. Ecco, che significato ha la consultazione preventiva del territorio? Significa non doverci poi trovare in consiglio regionale con migliaia di richieste di modifiche che andrebbero a creare le condizioni per le quali nella scorsa legislatura non siamo riusciti a portare a casa una nuova legge sul turismo. Quanto incide oggi nell'economia veneta il turismo e quanto potrebbe incidere in futuro? Ricordo che il Veneto è la prima regione in Italia per quanto riguarda presenze e arrivi sul turismo. Gli arrivi sono circa 14 milioni l'anno, le presenze sono 60 milioni l'anno, che generano un fatturato di quasi 12 miliardi di euro, significa un 10% del PIL del Veneto. Credo che in un momento di crisi nel settore industriale il turismo possa essere una buona soluzione, una buona opportunità per i nostri territori, soprattutto per quei territori che sono stati abbandonati perché non davano più la possibilità di vivere e quindi di avere lì la possibilità anche di abitarci. Ecco, Vicenza, lei anche vicentino, è un po' in mezzo ai flussi turistici di Verona, Padova e Venezia. Può ritagliarsi una presenza specifica nel turismo? Credo che Vicenza abbia 2 brand importanti di promozione turistica, il Palladio e l'Altopiano di Asiago. Palladio perché è conosciuto in tutto il mondo e qui abbiamo, come dire, la vetrina più importante delle opere del Palladio, quindi il turismo legato al culturale e città d'arte che sta crescendo, è cresciuto del 10% nello scorso anno, potrebbe essere veramente un'opportunità per il nostro territorio. Poi abbiamo le nostre montagne, la Pedemontana del Veneto, che potrebbe essere altrettanto luogo gradevole dove trascorrere delle vacanze, l'insegna magari della buona cucina, del paesaggio straordinario e della capacità di essere ospitali come lo siamo naturalmente. I grandi eventi sportivi, commerciali? Abbiamo alcuni eventi importanti in Veneto, ci sono dei campionati mondiali di varie discipline, dallo sci di fondo al ciclismo, al mountain bike, che portano sul nostro territorio ovviamente una gran mole di appassionati e quindi di turisti, e poi nel momento in cui visitano il nostro territorio attraverso una manifestazione sportiva possono tornare per le loro vacanze. Poi viviamo anche di quello che si dice luce riflessa di quelli sono i grandi momenti di grandi avvenimenti a livello mondiale come l'Expo di Milano, come le Olimpiadi, come altre grandi manifestazioni che potrebbero vedere il Veneto come uno dei luoghi che maggiormente potrebbe avere interesse ad esserci. Grandi eventi che non siano veneti ma che siano nelle regioni vicine. Quanto inciderà la carenza di mezzi di comunicazione che oggi c'è tra il Veneto e la Lombardia e così via? La carenza infrastrutturale ovviamente pesa su questo, anche perché abbiamo visto di buon grado la Pedemontana veneta diventare realtà, alcune iniziative come l'allargamento della Valsugana e il possibile prolungamento della Val d'Artico a nord come opportunità per questo territorio. Ovviamente quando parliamo di TAV siamo ancora a un livello di decisorio su quale parte del nostro territorio potrà essere coinvolto. Spero che nell'arco di poco tempo si chiarisca anche questo importante appuntamento per il nostro territorio, altrimenti corriamo il rischio di perdere il treno. Grazie.